Che dovrebbe starsi al millimetro. Porta telefono. Psst, tu mi dirai cosa ti serve una volta si andava via senza. No, godo andare da clienti. Certi è dentro strade strane, mi serve il navigatore. Guarda, 16 anni, guarda. Dove hai 16 anni qua, eh? Dove qui? Ah, tipo. Guarda, so che magari interessa a pochi, però ecco la lavata, il codone devo ancora cambiarlo e gli ho messo questi contrappesi qua in carbonio e le leve le faccio quest'inverno. Iniziata la fase di restauro, tanto la pulizia, ho fatto tornare quasi gli scarichi nuovi e adesso un po' si sistemano le carene. Quanto l'ho desiderata sta moto. Cordovado, tappa caffè, perché prima di fare tappe espresse te sa bel carico. Baretto a livello pro. Però fai vedere il lancio del riso ai miei amici clebani. E tu trovi il riso? Sì. Ah. No, vabbè, recupero il video così. No. Non trovo. Fai il lancio del riso. Ecco, felicità, allegria, ne fai un metà in culo tutti. È il pranzo delle nozze, fatte e finte nozze. Sto lucidando un po' i componenti metallici con la famosa spugnetta magica che trovo per il camper. Sto provando un po' a distrarmi, perché insomma il camper purtroppo avrà bisogno del suo tempo per tornare. Mi già mandato il preventivo, sono 12.000 euro che devo anticipare io. Speriamo che si muovano. Devo anticipare io perché Top Group non fa la cessione del credito. Wow. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you we must die. Si sta fermo un attimo, credo che è magra, è sempre che magna. Controllo fusibili, ho preso le viti a sgancio rapido, tutte uguali ovviamente, non quelle originali Ducati che costano un strafottio. Tasic ce l'ha lo zio perché io ce li ho tutti in camper, questo è uno da 15 nuovo. Ugar! Poi è il solito discorso che avevamo già fatto anche nel camper, cioè il fusibile in sostanza è una protezione. Se si brucia, per carità, può succedere. Se si ribrucia, diciamo, spesso, dopo poco, allora lì già capisci che c'è qualcosa che non va, se il fusibile è della dimensione corretta, ok? Certo, non è cosa buona mettere un fusibile più grande, cioè tipo io adesso era rotto il 15, ho voluto mettere un 15, non è che metto un 40, hai capito? Altrimenti rischi veramente sì di fare danni. Sarà pulire un po' anche il motore qua dentro, vabbè, insomma, pazienza, dai, va bene così. Tac. Ora vediamo. Ah sì, mi si è staccato questo, la protezione in carbonio che non sarebbe sua di serie. Adesso vedo se riattaccarla perché volevo ridargli un po' una rinfrescatina. Adesso tu in video non vedi, ma è pieno tipo di puntini e vari difetti nel serbatoio e più uno striscio qua e il codone, ovviamente, il codone tutto strisciato. Quindi volevo dargli una rinfrescatina da un carrozziere a fine stagione, ovviamente. Comunque stavamo parlando del faro abbagliante. Secondo me il mio sesto senso dice non funzionerà neanche ora perché non funzionava. Oh no, invece funziona, eccolo là, perfetto, perché non funzionava neanche la luce, probabilmente la luce cruscotto passa per lo stesso fusibile. Perfetto, tic, e per la serie avere 16 anni e non saperlo, buongiorno, boia, che ancora attaccarli sta, cazzo, nuovi giochini, tocca
non c'è verso di tirarle in fuori. Vabbè, almeno le alette nuove ci stanno. Ora devo andare via, deve passare a prendermi Alessia, però secondo me qua, adesso vediamo dopo se viene brutto o cosa, basta metterci dei distanziali o delle rondelle dietro in modo tale che si allontana dalla catena, non dovrebbe toccare. Ora proviamo. Mi ha ciullato la cuccia, la cuccia, e non vuole saperne, e tu ciullagli la sua. Ma ecco, da 40 anni che stai imparando a fare ste robe, andare a trovare gli amici e dopo ti autoinvita a te che dici dorme tutti. Il mio ufficio a casa di Alessia. Ma alla fine va anche bene, dai, c'è la moto, per di più la moto nuova per spostarsi. Beh, oddio, no, nulla quest'ultima perché piove sempre, quindi ce l'ho tipo da 12 giorni che piove, quindi sì, no, dimentichiamo un attimo la moto, esatto. Ciò che credo sia un po' interessante, beh, forse anche lo stato d'animo, perché uno dice, ma se capita a me una roba del genere, ma non tanto che te resti senza camper perché hai deciso di fare il moto, vivere in camper e lavorare in camper, ma non so, te casca un meteorite su a casa, come mi sento se mi manca la casa, ossia le mie radici, le mie abitudini. Ti dirò, forse per appunto abitudine, ho avuto l'abitudine di aver passato tantissimi cambiamenti nella vita e pertanto sinceramente non ci faccio neanche poi tanto caso. Sono comunque con Alessia, una bella città, insomma, che è Jesolo, completa, adesso è anche quasi estate, e ciò che invece mi ha penalizzato in una maniera estrema è il lavoro, cioè il fatto di perdere l'ufficio o il laboratorio, chiamalo come vuoi. Un po' come, mi permetto di fare un esempio, spero calzante, un po' come, non so, tu sei un meccanico o meglio ancora un costruttore di veicoli artigianali, con tutto il rispetto per il meccanico, ma un costruttore di veicoli artigianali deve mettere anche della creatività, della voglia di fare, hai capito? È diverso. Se hai i coglioni girai o che morte il gatto, certo non te crea una bella macchina, una bella moto, ok? Come linee, design, forma. Questo è il mio lavoro. Sto pagando tantissimo per il fatto di non avere più il mio ufficio, cioè i lavori diciamo urgenti certo che li faccio, però non ho più la forza, l'entusiasmo, la voglia di studiare, perché se il mio lavoro è anche studio continuo, se mi chiedono una cosa che la so fare, non la so fare o come la so fare, dipende tutto dal tempo che io ci dedico prima, ossia dallo studio, hai capito? È un quotidiano corso di aggiornamento il mio lavoro. A parte questo, ora passiamo alle cose un po' più materiali, parliamo del camper. E come hai visto sono andato a vedere un po' come era preso, con la scusa dovevo prendermi delle cose che mi mancavano, visto che il parafango è pronto, il gavone in acciaio è pronto, il telaietto non l'ho visto, non l'ho guardato e probabilmente spero che insomma entro un altro mese si risolva tutto, perché c'è anche il generatore in mezzo, devono sistemarmi anche il generatore integrato, hai capito? E speriamo, dai, speriamo, perché mi hanno tolto proprio il lavoro, che era una cosa che sai, ci tenevo tantissimo, o l'ufficio dove nasceva il lavoro, e l'e-bike. Cioè, a me piace tantissimo andare a lavorare ogni tanto fuori casa, e sì, fuori zona, e ok, sì, lavorare, però dopo dici ok, domani la dedico alla bici e ti prendi una giornata andare con l'e-bike a esplorare posti che non conoscevi, è una cosa stupenda per me, però vabbè, insomma, va tutto bene. Volevo far vedere ai tu motociclisti il mio autoregalino, perché ha questa cosa qui, io pensavo fosse un difetto, e poi vado a guardare su internet, tutti gli altri venditori sono tutti con questa cosa qui, non riesco a capire. Ho sentito anche degli amici che hanno la Ducati, hanno detto è normale, non capisco il senso, comunque vabbè. Ah sì, è il parafango posteriore in carbonio, così adesso ce li ho tutti e due in carbonio, col paracatena, così non mi butta più su tutti gli sghinzi, e questo dovrebbe essere un altro pezzetto in carbonio, sempre per il discorso catena, che non lo apro perché sennò si strusciano tra di loro.
Esatto, questa è la mia postazione momentanea a casa di Alessia. E vabbè, che ti devo dire. Boh, adesso torno a lavorare. Volevo solo mostrare ai miei amici motociclisti i nuovi acquisti che fanno carina, quindi se è vero, delle luci a LED anabaglianti ed abbaglianti per la motorità. E questo classico, vabbè, una volta si usava tanto, l'adesivo color carbonio. Questo serve per coprire l'ammortizzatore di sterzo e qualche parte magari rovinata, insomma, ecco. Non so ragazzi, in parte al deltone, che cos'è sta qua? C'è tutto il duro. Boh. Non so se è elettrico, ragazzo, zuzzati perché bellissimi gli interni del nuovo Volkswagen, che sarebbe un po' il T1 del futuro. Dicono che sia elettrico, oppure c'è una versione elettrica. Caldogno, sì, è tipo il cantiere, però in versione 4 ristoranti, vedi? L'unica differenza è che non le manda giù a schiena. Oh, non ci credo. Cioè, nei vostri compiti, ma io non avevo queste robe. Cioè, c'è questa che lascia spazio all'immaginazione, perché cos'è che ha fuori questa? No, racconta a te. Cioè, capisci? È quel vedo e non vedo che è grave. Human being.